Concluse la protesta dei migranti, rientrati a Cona dopo la lunga marcia attraverso i comuni del Padovano e del Veneziano, resta alta la tensione nell'ex base militare in attesa dei nuovi trasferimenti annunciati dalla prefettura. 100 richiedenti asilo dovrebbero essere indirizzati in nuove strutture entro pochi giorni, 17 per ciascuna provincia veneta con l'esclusione di Treviso. Intanto dai sindacati di base che hanno supportato le rivendicazioni dei migranti avvertono: se gli hub non verranno svuotati rapidamente, quanto avvenuto a Conetta potrebbe ripetersi in altre zone della regione. In Veneto ci sono alcune discariche vere e proprie discariche umane, che sono Cona, Bagnoli, Oderzo e in parte anche Treviso e Costa Grande di Verona. Preoccupazioni anche dal comune di Venezia, dove l'assessore al sociale Simone Venturini teme che l'attuale modello di accoglienza abbia pesanti ricadute negative sul territorio. È un parcheggiare le persone per un anno e mezzo, che dopo escono senza conoscere la lingua, senza avere un percorso lavorativo e quindi di fatto diventando manodopera per la criminalità organizzata o non organizzata. A farsi carico dell'accoglienza dovrebbe essere il governo nazionale, sostiene Venturini, non solo impedendo nuovi sbarchi che renderebbero definitivamente ingestibile la situazione, ma anche coinvolgendo l'Europa in un piano di integrazione che superi i confini italiani. Purtroppo comuni e territori sono l'ultima catena di un fenomeno più grande di mancata gestione del fenomeno migratorio, di mancata politica di vera integrazione che vede i comuni e le persone dei territori le più in qualche modo bersagliate da questa emergenza.